Anche il cavallino rampante si arrende alla crisi, chiude il Ferrari Store di Venezia, inaugurato in pompa magna nel settembre del 2006, addirittura con Michael Schumacher e Felipe Massa sbarcati a San Marco in gondola e poi accompagnati da orde di fans adoranti nel breve tragitto a piedi fino al negozio nelle mercerie dell'orologio. L'eccitazione per l'apertura del Ferrari Store a Venezia aveva contagiato persino l'allora sindaco Massimo Cacciari, mai così sorridente come in compagnia dei due piloti. Sono un loro tifoso, aveva confessato. Dunque la rossa in laguna ha chiuso. L'azienda, spiega l'ufficio comunicazione della Ferrari, cambia politica commerciale. Al franchising, come era a Venezia, preferisce adesso la gestione diretta dei propri prodotti, cosa che avverrà probabilmente solo in grandi città come Roma e Milano. Così, in centro storico, al posto del Ferrari Store, aprirà a breve una ginseria o un altro negozio del genere. Intanto i fans del marchio di Maranello possono approfittarne. Il negozio svende tutto, gadget, magliette e cappellini con sconti fino al 70%. Chissà che fine farà il bancone con l'autografo di Schumacher.